Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo con la tragedia avvenuta questa mattina a Marnate, dove un uomo ha ucciso l'anziana madre. Il servizio è di Veronica De Riu, le immagini dell'agenzia Blitz. Tragedia a Marnate, oggi 23 settembre. Maria Facchinetti, una donna di quasi 90 anni, è stata ammazzata dal figlio che ha poi tentato il suicidio. L'uomo si trova ora ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita ed è piantonato dai carabinieri della compagnia di Saronno. A dare l'allarme sono stati i parenti stamattina intorno alle 10:30. Ora i carabinieri coordinati dalla procura stanno facendo chiarezza su cosa sia successo. Pare che si tratti comunque di una donna anziana, allettata, e quindi davvero una tragedia in famiglia. Parliamo ora di bullismo. Questa mattina a Varese, nella sede della provincia, un incontro col prefetto Salvatore Pasquariello, incontro nel quale sono stati forniti dati preoccupanti. Un ragazzo su 3 dice di essere stato vittima di almeno un episodio di bullismo. I dati forniti poi dalla questura parlano di 6 ammonimenti dall'inizio dell'anno a carico di minorenni che si sono appunto resi responsabili di atti di bullismo. L'ammonimento è un avviso da parte delle autorità: se il destinatario commette nuovi episodi di bullismo scatta a suo carico una denuncia. Maggiori approfondimenti si potranno leggere in serata su prealpina.it. E ora i dati aggiornati sull'andamento del Covid in Lombardia, dati forniti poco fa dalla Regione. In Lombardia 3.661 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 24.356 tamponi effettuati. L'indice di positività è ora al 15%, un leggero aumento rispetto a ieri. In provincia di Varese 274 nuovi positivi. Ora spostiamoci a Gallarate per vedere le condizioni di degrado nell'immobile dismesso in via Pastori. Il servizio è di Elisa Ranzetta. Tornano forse i disperati dentro l'ex macello di via Pastori, porta spalancata venerdì mattina a Gallarate sull'oretrio del complesso dismesso che si trova tra il parcheggio dell'ospedale e il letto dell'Arno, lo stesso dal quale qualche anno fa era stato sgomberato un gruppetto di persone. Su via Pastori resta ben chiuso, con catene e lucchetto, il cancello, chiuso dopo l'intervento della polizia locale a fine 2019. Basta fare il giro dall'area di sosta davanti al presidio ospedaliero, però, per trovare un varco nella recinzione che permette di accedere al letto del torrente. Da lì, superati i rifiuti e vestiti, alcuni dei quali in buono stato, si arriva ad una porta che venerdì mattina era completamente spalancata. Troppo precarie le condizioni dell'edificio per tentare la visita all'interno. Sul pavimento all'ingresso si vedono tuttavia indumenti, uno zaino e materiale in ottimo stato, neppure sporchi di polvere, che lasciano ipotizzare che qualcuno abbia utilizzato di recente gli ambienti quantomeno come deposito. In lontananza alcune bottiglie. E seppure venerdì lo spazio sembrava deserto, la porta aperta garantisce a chiunque di entrare indisturbato. Il comparto a via Pastori è appena tornato all'asta. Il comune cerca di venderlo da anni nella speranza di eliminare il degrado e con esso i pericoli. A Varese rinasce il centro sociale di via Maspero. Sentiamo l'intervista fatta da Barbara Zanetti all'assessore Roberto Molinari. Le immagini sono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Assessore Roberto Molinari, il Comune di Varese ha progettato e ottenuto il finanziamento PNRR per un grande progetto che è rivolto agli ultimi degli ultimi. Di che cosa si tratta in sintesi? Con il finanziamento del PNRR di 1.080.000 euro noi oggi diamo una risposta alla grave marginalità. Via Maspero, dopo aver trasferito quello che è il centro diurno nel nuovo centro anziani, verrà destinato alla gravissima marginalità della città di Varese e quindi è una risposta alle persone che sono considerati gli ultimi tra gli ultimi. Credo che questo sia assolutamente un'opera di merito, tanto più che si inserisce in un contesto di rete che vedrà l'impegno anche delle associazioni che già intervengono in questo campo. Per noi lavorare insieme al terzo settore e al volontariato è un'opera prioritaria e in questo caso mettiamo a disposizione anche una nostra proprietà.
E ora lo sport, partendo dal basket. Varese dove può arrivare? Sentiamo cosa dice il Capitan Ferrero nell'intervista curata da Giuseppe Sciascia con le immagini di Angelo Puricelli. Giancarlo Ferrero inizia l'8ª stagione alla Pallacanestro Varese, ormai capitano da una vita. Quali aspettative per quest'annata? Luis Scola ha chiesto una squadra che sappia inorgoglire i tifosi e sappia divertire. Le premesse ci sono? No, le premesse ci sono. Vogliamo giocare bene, vogliamo giocare con grande intensità. L'idea deve essere proprio questa, l'idea deve essere quella di creare un grande entusiasmo al palazzetto. Vedo personalmente all'interno del gruppo, non solo gruppo squadra ma anche gruppo di lavoro, un grande entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a metterlo in campo per fare innamorare subito nella squadra i tifosi che ci vogliono venire a vedere, quindi farla sentire subito, creare subito quel feeling che noi conosciamo bene a Varese e che può darci una mano a portare a casa dei punti importanti, a far sì che la nostra casa diventi il nostro fortino. Quindi abbiamo tanto da lavorare, però vedo un gruppo che sta lavorando bene insieme, che ha voglia di stare insieme, quindi le premesse ci sono, dobbiamo continuare a lavorare. Calcio, la Propata affronterà domani il Renate, l'allenatore Vargas chiede ai suoi giocatori la massima concentrazione. Sentiamolo in questo servizio. È una squadra che gioca molto bene al calcio come il Renate, ha fatto risultati le ultime giornate, quindi è una squadra che ci sarà da lottare parecchio e da essere molto concentrati, perché con rispetto alla squadra che ha giocato contro di noi precampionato è una squadra diversa, con uomini diversi e siamo pronti per fare una buona gara. Ho visto la partita con la Juventus, una squadra forte che prova a giocare a calcio, ha certe idee di gioco, perché l'allenatore ho visto che le piace giocare molto bene a calcio, prova a fare triangolazione, cambio di gioco, il cross per la punta centrale che è un buon attaccante. Mi sembra che l'anno scorso è stato capocannoniere del campionato, quindi è un giocatore di un certo spessore. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento col TG di domani alle ore 19. Buona serata.